Buongiorno ragazzi, bentornati in questo secondo episodio della serie Ritorno in Veneto. Ho, trova- ho trovato un nome finalmente alla serie e sì, ho trovato un nome e come promesso, sì, io mi sono già seminato tutti i campi di frumento e sistemati. Come promesso ragazzi, oggi andiamo a falciare tutto. Andiamo a fare un bel po' di fine giorno, dato che palle non ne abbiamo praticamente. Ne ho solo un carrettino che ho fatto una prova. Ho cambiato giusto qualcosa, neanche tanto. L'ultima volta mi ero dimenticato di far vedere che avevo anche il campo 80. Aveva il campo 63, lo sapevate. Però ho comprato il campo 27. L'ho proprio comprato. E al campo 20 qua c'è una sorpresina di cui vedrete, penso, nel prossimo episodio. Cercherò di non spoilerarla troppo, anche se si potrebbe essere già notata. Comunque direi subito possiamo partire. E brava Potter. E sì, ho cambiato falciatrice perché l'altra era effettivamente troppo grossa per il power fan. E niente, ragazzi, non ho neanche concettato i campi. Avevo fatto un primo taglio per prova per vedere se funzionava tutto, se c'erano conflitti e effettivamente c'è tutto, funziona tutto e dopo andremo ovviamente a voltarlo col 110. Allora, vediamo se mi può mettere il GPS, sì. Oh. Qua ci sono anche le poce, molto bene. Non per dire, attenzione ai dettagli, ragazzi, di questa mappa. Avere le poce sulla strada è una bella attenzione ai dettagli, molto, molto pesante come attenzione. Sarei sinceramente curioso di riuscire a farlo anch'io. Anche se, ragazzi, sinceramente non lo so quanto mi converrebbe. Dato che la mappa per ora è sempre ferma, dato il tempo del lavoro è sempre ferma la mappa per ora, anche se in modo spero di trovarlo, ragazzi. Spero di trovarlo, perché sennò a cosa ho iniziato la mappa a fare? Ma specialmente continuo a cercare qualcuno. Io ve lo dico, continuo a cercare qualcuno. Se se vi interessa collaborare al progetto, scrivetemi nei commenti che sì, scrivetemi direttamente nei commenti che ci accordiamo ci accordiamo per trovarci, per sentirci su Discord magari, per sapere un attimo cosa fare, perché effettivamente ragazzi non da solo io la mappa non la posso continuare. Oddio, mi sono dimenticato una balletta. Vabbè, niente. Non è un grosso problema. Ma è sfalsata la GPS, cosa ti prende? Non capisco cosa gli prende la GPS, se è sfalsata o che.
Adesso ci do un occhio. No, non è sfalsata, è giusto. Perché mi ha lasciato la stecchetta indietro allora? No, a capirla. No, a capirla da perché mi ha lasciato la stecchetta indietro. Maledetta. E niente, andiamo avanti e mi pare che ci sia molta erba comunque, nonostante l'abbia già tagliata nel primo episodio. Forse l'avevo tagliata quando era più bassa, forse. Sta di fatto comunque materiale ce n'è, molto anche, rispetto a quando avevo fatto le prime prove. Comunque questo 5 continuo a dire che suona molto bene per essere un 4 cilindri. Va che bello. Vabbè. 2, 4, 6, beh sì, dai. Fuori giusto un po' di passaggio. C'ho il Farmstick comunque ragazzi che c'ha un gioco sulla rotazione. Vedete? Quando io lo tengo girato poi lui si tende a prendere su. Sarà un lasco, ma troppo sicuro al 30%, quindi non lo posso sistemare. Oh, ma non è neanche tanto fastidioso, quindi a me sinceramente. L'unica sono le marce che ragazzi non capisco perché ci mette così tanto a cambiare, cioè a fare cambi, scalate, non scalate, fare cose che si frizioni, non so se mi spiego. Sono le carpe che sta mangiando, vacca boia, le nutre no le carpe, però, ma saranno dei bug sicuri. Ma non lo so. Guardate che roba. Cazzo, vabbè. Meglio neanche farci caso. Ah no, ma è il fosso lì che è strasonnato proprio. Sì, sì. Quando muovo la visuale. Guardate che roba. Bello.
po' lentaccia in trasporto. Quello è vero, un po' lentaccia, un po' tanto lentaccia in trasporto. Dio caro, è vero. Questo pascolo qua lo stavo arando, però mi sa che mi conviene riseminarlo, perché lì era morta l'erba. Ho detto lo aro e lo risemino, però me l'ero dimenticato. Beh ragazzi, non importa, oh. Facciamo la parte buona. Amen. C'è anche un altro campo di erba poi, quindi non potete tranquilli. Dai. Campi stretti così è un po' una bestia. Perché non è che puoi girarti come vuoi. Puoi proprio girarti come vuoi. Ok, bene, bene. Tocca fare giro tondo così mi sa. Sì, mi sa che tocca ragazzi. Poi rimasugli li tiro su tranquilli. Non sono il tipo da affacciare il campo, lo sapete. I lavori se li faccio cerco di fare sempre meglio possibile. Ale. Ecco, dovevo prendere una po' più larga come sa. Vabbè, andiamo un po' a pestare l'erba qua. Nessun problema però, perché siamo strettini col girarci. Facciamo così. Grazie mille. Tab del cavolo, ok. Madonna che male. A posto. E anche questa ormai è fatta. Ormai è fatta. Benissimo. Ora vediamo di falciare questo. Lo faccio così, amen. Volevo tirare su. No, fanbrodo. Che idea di merda che mi ha avuto anche a me. Tirare la parte macinata dalle nutrie. Secondo me è costate le nutrie, non il tempo. Di sicuro. Ok, meglio.
ragazzi, ve lo dico più avanti, ci saranno un po' di difficili. Io penso che cambierò totalmente azienda, me ne costruirò una io in mezzo al campo. Perché ho un po' di idee. Sì, ho varie idee per fare una roba fatta proprio ad hoc come Dio comanda. Anche se la mia idea principale era quella di finire la mappa e fare la serie sulla mappa mia, che sarà lunga, ragazzi. Io penso che per la serie del modo mio stagione 2 se ne riparlerà per l'anno prossimo, penso. O massimo verso fine anno, Anno prossimo, fine anno, mi sa che se ne riparlerà, ve lo dico, ragazzi. Perché se va avanti così la vedo più che dura. E poi volevo mettere delle texture del genere. Cioè, non volevo lasciare l'erba. Sì, non volevo lasciare l'erba della Helm Creek, della Riverbend, che è verde fluo. Volevo mettere una texture di erba tipo così. Volevo mettere una texture tipo questa della Spacovo, che è molto meglio, sinceramente. Come colore è molto più simile. Quella della Riverbend è di un verde fluo. Questa forse adesso sarà che è novembre, però forse anche un po' smorta. Boh, non lo so. Devo trovare la texture giusta, ragazzi. E specialmente imparare come metterla. Perché vi ricordo che questa è la mia prima mappa sul partendo da zero. Oh là. E anche questi sono quasi finiti. Io vi direi quasi quasi che andiamo a falciare prima, sì, l'ultimo campo e dopo voltiamo tutti insieme. Che forse conviene. Ve lo posso garantire. Ok, bene, bene. Piano che non prestiamo il frumento, che gli ho già dato una bella botta di concime, ragazzi.
Sono pronti i girasoli? Sono morti, mi sa. Vabbè. Ecco io continuo a non capire, ragazzi, perché tutti i player del gioco, quando fanno i raccolti, li fanno marcire ogni volta. Non li tirano su loro. Continuo a capire perché. Cioè, io continuo a non capire perché. Perché? Perché devi coltivare, seminare e poi butti giù quella roba lì? Why? Perché? Non lo so. Oh là. Adesso bisogna di fare un lavoretto fatto bene qua. Che qua siamo stretti. Sono troppo stretti. Quindi va fatto un lavoro fatto bene. Diciamo che vi ho già spoilerato un po', ma è poco, è molto poco rispetto al totale. Avete anche visto la minimappa, ma si capisce poco. Fidatevi. Se mi conoscete bene, forse, o se avete visto se il modo mio, forse avete capito cos'è, ma non è tutto. Porca boia che sonno. Allora, qua facciamo un'altra passata in testa, così non rischiamo di piantarci per la recensione ogni volta. Ottimo. E adesso ci posso. Sto mucchiaccio qua lo dovrei portare via. Carretto, oppure anche pala e paletta da attaccare all'Ursus e al Lamborghini, ma non lo so. Sinceramente non lo so quanto mi conviene. Infine un mucchiaccio buttato qua a cazzo in mezzo al campo di legni, sassi, sì, detriti, tutti buttati là, bello.
Molto bene. Dovrebbe essere un pascolo per cavalli, mi sa, perché è recintato da una specie di rete, ma vabbè. Noi lo usiamo comunque, o anche come mucche, però vabbè. Lo usiamo uguale noi ragazzi, problemi non ce li facciamo. Ecco, magari chiudiamo, vedo niente. Farming 14, queste visuali. Via va. Sì, io ho giocato come primo Farming 14 da telefono. Quindi è per questo che giocavo. Cioè, quindi è per questo ragazzi che facevo questo. Cioè, sapevo sta chicca della visuale. Ah, giusto. Lampeggiante. Ho detto lampeggiante. Là. E via. L'altra macchina è calda ormai. Ottimo. No, aspetta, dove vado? Sono solo in dubbio di una cosa, ragazzi. Io spero davvero che escano i same di Bunker. Spero davvero che escano, perché se non uscissero potrebbe essere una vera disfatta per me. Perché senza quel same mi toccherebbe fare come sul 22 e non mi è piaciuto per niente fare come sul 22, ve lo dico. Spero davvero solo che esca comunque, ragazzi, perché potrebbe essere un grosso problema se non uscissero, come per i fatidici Same Silver 90, tipo Diago, che doveva far uscire nel 19, poi non se ne è più sentito parlare niente. Vabbè che At Bunker, quindi fatto uscire i cosi, però speriamo bene, ragazzi, speriamo, perché quei Same lì mi mancano tantissimo. Anche semplicemente i Same da vignetto scabinati che ha fatto At Bunker mi mancano, ve lo dico. Per ora questo lo attaccherei forse alla rotopre. Sì, buonanotte. All'imballatrice. Da imballare dopo, perché sennò non la finiamo più.
Poi non fate caso al lampeggiante, vi prego, perché vorrei spararmi da solo da quel che ho fatto. Al pelo. Fabriqué in France, non fate neanche caso, l'ho presa solo perché è una vecchia rotapressa ed è bella. Ma dovrei ricolorare quel blu in verde John Deere, così da sembrare italiana, con la scritta Fabriqué in Italy. Bene, ora direi che giriamo un campo e nella prossima puntata andiamo avanti perché sono abbastanza stufito. E magari li giro tutti in off camera. Proprio per questo motivo. Allora, comunque adesso a parte le cagate, no, pestare. Ecco, una roba che odio dei trattori di Edo è il sound che all'inizio pare fatto bene, dopo più lo senti, più dici no, è fatto male. E l'altra cosa, i freni, non frenano. E non è vero che le macchine degli anni, cioè non è vero che i Fiat Agria non frenano, Dio povero. Tutte le macchine frenano, basta pestare. È una roba un po' che odio i trattori di Edo, perché sono fatti bene, non è quello, è che... boh, non lo so. Odio il sound che non ha i giri praticamente. Non è quel 4 cilindri lì. Se ci fate caso, non è possibile che a 1000 giri... Sentite? A 1000 giri suoni già come a 1600 giri. Cioè, non... mai nella vita. E poi... non frenano. Frenano anche a 180. No, ho capito che vuoi fare le marce che entrano piano piano. Orco di guardate. Ho capito che vuoi fare le marce che entrano pian piano, che non entrano subito di cattiveria. Però almeno fallo frenare. Cazzo, se sto schiacciando sul freno, fallo frenare. Se no, sono belle macchine, non è quello. Cioè, sono mod fantastiche. Non è quello. Sì, sono fantastiche. Un modo, sì, per questo. L'unica è che purtroppo una rottura di balle. Basta. Peccato per la Nord End, ragazzi. Io cercherò di fare una roba più simile possibile. Più simile possibile alla Nord End, per andare avanti, comunque per poter tirare avanti, perché o comunque nella mia map cercherò di fare in quello stile lì, perché la Nord End è stata una di quelle mappe che ti lasciava espandere la tua azienda, ti lasciava giocarla come cacchio volevi.
Lasciava proprio giocarla come cavolo volevi. L'unica adesso rimane la questione modder e Jans. Speriamo proprio che esca proprio per quel motivo, ragazzi, perché è un grosso problema se non escono esame. Perché se Jans non si sveglia e manda a cagare quel cavolo di farming VR e pensa un po' alle mod, perché sono le mod che fanno andare avanti il loro gioco. Senza farming non farebbero niente. Quindi io spererei davvero, sì, spererei davvero, ragazzi, di vedere un farming con le mod, cioè con di nuovo una pace tra modder e Jans. E niente, speriamo che torni la pace tra i mod, ragazzi, perché è una brutta storia se farming dovesse chiudere proprio per questo aspetto. Comunque, ragazzi, ci vediamo in una prossima puntata. Commentate, iscrivetevi, lasciate un like e ci vediamo in una prossima puntata. Statemi bene.